Bene, allora adesso vediamo le domande che sono arrivate dall'estero. Allora, andiamo in ordine, riporto le domande. Ecco qui. Da Rovigo, gli spunti sono molteplici. Il gruppo vorrebbe focalizzare gli argomenti sul concetto di essere vivente perché ai ragazzini il termine vita risulta troppo astratto, dice. E poi dice: l'essere vivente è studiato come rapporto tra forma e funzione in modo da mettere in evidenza le caratteristiche distintive. Beh, intanto io più che essere lo chiamerei organismo, perché definendo organismo automaticamente si entra in una logica di anche struttura e funzione. Quindi usare il termine organismo è un termine corretto. Usare essere, viceversa, non è un termine corretto. Cioè non incoraggerei a usare questo termine. Così come vivente è una tautologia, perché l'organismo è vivente, vabbè, può essere anche un organismo astratto, ma insomma, quando si parla di biologia, organismo è chiaramente vivente. Poi la storia delle strutture e funzioni, questa è una cosa più complicata, io non ho parlato di questo perché, ripeto, l'ho detto all'inizio, non è che questo sia possibile fare in una mezz'ora, parlare di tutto, però a me sembrava più importante focalizzare il discorso dell'ambiente interno e ambiente esterno e delle modificazioni strutturali negli organismi più complessi, che sono quindi dotati di strutture che portino all'interno, da parte il nutrimento, dall'altra parte l'ossigeno attraverso l'aria o l'acqua, a seconda dei viventi che sono in acqua o sulla terra, e poi le complicazioni che da questo derivano, cioè circolazione, escrezione, cioè lo schemino che avevo dato mi sembrava che fosse utile per cominciare a parlare proprio di quello di cui i colleghi di Rovigo hanno fatto la domanda. Insomma, casomai poi vedremo questo, perché si può anche fare eventualmente un'altra ricaduta di questa cosa. Comunque terremo da conto questa domanda. Poi? Allora, da Verona sono arrivati due messaggi. Nel primo c'è scritto: perché secondo lei è poco importante sperimentare in classe o in laboratorio i fenomeni spiegati? No, non ho detto questo. Io ho detto che lascio perdere perché non so quali insegnanti siano in grado di avere un laboratorio e di poter sperimentare. In realtà molto bene se si può sperimentare, ma non posso sapere se le persone che sono sedute qui davanti a me o quelli che sono negli altre sedi ci sia nelle loro scuole la disponibilità di sperimentazione. Io sono fondamentalmente molto convinto dell'utilità della sperimentazione, ma non credo che sia, diciamo, e ne abbiamo avuto anche qui in aula l'esempio, non è una cosa che venga praticata regolarmente. Se c'è, benissimo, è importante però, come si è detto, che poi questa sperimentazione venga poi la descrizione in un italiano comprensibile, la tabulazione dei dati e poi diciamo, le conclusioni rispetto a un'ipotesi che viene fatta a priori prima di fare l'esperimento. Cioè l'esperimento serve a questa cosa qui, vediamo, bene, allora, osservazione, la relazione, il piccolo rapporto di che cosa c'è, la tabulazione dei dati, eccetera, eccetera. Benissimo se si può fare questo. Ecco, sempre da Verona, come si può concretizzare il concetto di energia cellulare e conseguente produzione di lavoro? E poi, lo schema proposto dal professore può essere rivisto in chiave più accessibile ai ragazzi? Beh, più accessibile ai ragazzi. Si può purtroppo fare un paragone con una macchina, no? Una macchina, anche un'automobile, si butta dentro la benzina, c'è un insieme di cose che brucia la benzina e poi ne viene fuori il lavoro meccanico, no? Allora, nell'organismo noi non possiamo avere lavoro se non viene introdotta energia. Qual è l'energia che viene introdotta? L'energia contenuta nei cibi che noi mangiamo, tant'è vero che su qualsiasi bustina di tutti quanti i cibi che compriamo, dai formaggi
che sono le merendine, c'è scritto contenuto energetico, no? Ecco, cosa vuol dire contenuto energetico? C'è l'energia contenuta, che se poi uno vuol dire che durante la digestione a livello cellulare si rompono i legami perché c'è diciamo, il rilascio di energia tramutata poi in ATP, questa è una cosa che i ragazzi non possono assolutamente capire. Cioè io non lascerei perdere questa cosa. Invece è più importante capire qual è la relazione tra quello che loro mangiano e il fatto che c'è un minimo di calorie, di chilocalorie per la sopravvivenza, che senza le quali non ci si muove, insomma. E d'altra parte l'eccesso di calorie, viceversa, che poi viene immagazzinato come grasso, anche questa è un'altra cosa importante. Di più non direi, insomma, però non scenderei a livello delle cellule, perché questo mi pare un discorso che porta via tanto tempo per essere spiegato e non cambia niente in termini di conoscenza. Va bene, allora l'ultima così, spunto viene da Padova, dice il confronto tra ambiente vivente microscopico e macroscopico viene fatto comunemente, più difficile e delicato parlare di interazione della vita con sostanze tossiche, droghe e così via. Io non ho parlato delle droghe, io ho parlato piuttosto dei farmaci. Ecco, è perché dopo, se uno ha capito la caffeina, capisce anche qualcos'altro. Cioè si può se quello è il primo passo per far capire l'interazione tra prodotto chimico e il nostro organismo, poi si può passare a capire che ci sono per esempio alcune sostanze che agiscono a livello cerebrale, altre che a livello, non so, motorio, per esempio, cioè si possono avere diversi tipi di... In generale il concetto di veleni può essere utile per veicolare delle sostanze che uno crede che siano qualcosa che non fa niente e sono invece dei veleni. Ecco, quindi vuol dire l'intossicazione cronica anche da veleni industriali, voglio dire, che ne so, i collanti, le cose, cioè si apre un mondo che poi l'insegnante può modulare a seconda di quello che ha sotto le mani, insomma, cioè per dire, non so, se fosse stato un insegnante ai tempi in cui c'erano la microindustria diffusa di calzature e Riviera del Brenta, il problema del collante che usavano era una cosa spaventosa, no? Lavoravano in casa con questi collanti e tutti quanti avevano delle neuropatie. Quindi, cioè, voglio dire, ci possono essere situazioni in cui l'insegnante può avere anche dare un'interpretazione di quello che è la realtà intendo fisica, biologica a livello locale. Comunque io penso che la domanda diceva se sia il caso di parlare dei veleni, no? Ecco, io penso che sia il caso di parlare dei veleni intanto e poi se per caso quel ragazzo è venuto fuori ma allora la droga è un veleno, bisogna arrivare a potergli spiegare che la droga è un veleno perché agisce a livello delle cellule cerebrali e che assumendo la droga, alcuni tipi di droga in particolare, si perdono le capacità di alcune cellule cerebrali, cioè soprattutto quelle del lobo frontale per esempio. Cioè, comunque ad ogni modo, insomma, quello è una cosa che poi l'insegnante che deve valutare, non saprei rispondere correttamente perché io non insegno nella scuola, non ho mai insegnato nella scuola media, così, cioè scuola secondaria di primo livello si chiama adesso. Basta? Bene, allora prima di passare alla seconda parte, allora la dottoressa Mascaluso, che mi scusi che non ho presentato prima, che è merito suo tutta l'organizzazione di questa cosa complessa, la ringrazio ogni volta che ci vediamo, vi dirà qualcosa adesso sulla piattaforma Moodle, che è quella che viene messa a disposizione vostra. Prego. Grazie. Allora, molto brevemente volevo segnalare come arrivare nelle varie punti, diciamo, via web che possono essere di vostro interesse. Questo che state vedendo adesso è la home page dell'Istituto Veneto, facile da raggiungere, www.istitutoveneto.it. Da qui, andando su attività e poi su divulgazione e accademie per la scuola, c'è la presentazione generale dei 3 corsi di italiano, matematica e scienze, con l'indicazione anche delle sedi, ovviamente le avete già raggiunte, quindi immagino le abbiate trovate, e cliccando
sul corso che interessa, nel nostro caso è Scienze, si entra poi nella pagina invece dedicata al corso appunto in oggetto. Per entrare in piattaforma invece, ecco, scusate, un dettaglio, qui in questa pagina vedrete con il susseguirsi delle lezioni comparire i video delle lezioni che stiamo registrando, come è stato per l'edizione dello scorso anno, che probabilmente avrete già visto perché vi avevo mandato il link, ecco qui, quindi vedrete comparire una situazione di questo tipo, esattamente identica. Ecco, quindi anche per chi non potrà seguire una delle lezioni potrà recuperare e poi magari dare un segnale delle sue osservazioni, delle sue valutazioni in piattaforma. Piattaforma che si raggiunge cliccando sopra questo link che è moodlepalazzofranchetti.it. Eccolo qui, si apre questa schermata, io adesso uso delle credenziali ad hoc. Esempio. Ecco qui. Le credenziali le ho inviate solamente a chi non era già iscritto a matematica, perché per chi è iscritto a matematica usa esattamente le stesse che aveva ricevuto per l'altro corso, quindi siete già tutti iscritti e potete accedere anche al corso di scienze. Ecco, qui ci sono tutti i corsi di quest'anno, il primo è italiano, il secondo è matematica, qui sotto abbiamo scienze dove c'è l'immagine di Escher, cliccando sopra si entra alla scritta, si entra dentro appunto alla sezione e abbiamo diviso con i 3 titoli sostanzialmente, e come vedete per il primo blocco sono già attivi 2 forum di discussione. Sulla prima lezione il forum di recupero per gli assenti e cliccando sopra appunto vedrete comparire questa schermata. Facendo rispondi, molto semplicemente, si può inserire nella finestra il proprio commento, se interessa si può anche introdurre un allegato semplicemente con il trascinamento facendo una finestra più piccola appunto e magari dal desktop o da una cartella nel vostro computer se volete portare un qualche esempio o qualcosa, e poi si fa invia al forum e adesso proviamo anche a fare no, devo per forza mettere qualcosa solo per mostrare, ecco qui, invia al forum, poi lo cancello, ecco qui, e dice che ci sono 30 minuti a disposizione se si desidera cancellare, quindi qua adesso faccio un elimina, ecco, molto semplicemente, non c'è credo nient'altro da dire, quindi per chi poi deve recuperare qualche lezione vi preghiamo di inserire i vostri commenti e anche di interagire tra di voi, anche con i colleghi appunto delle altre sedi, con le vostre riflessioni e le vostre osservazioni. Nella stessa sezione dove ci sono i forum vedrete anche comparire i materiali che sta utilizzando adesso il professor Danieli, che caricheremo in PDF insomma all'interno della piattaforma, quindi potrete rivedere le slide. Ecco, concludo, non ho altro da dire. Passo la parola di nuovo al professor Danieli. Ci sono problemi invece su questa cosa? Avete tutto chiaro? Beh, quelli che hanno usato matematica è la stessa cosa sostanzialmente. Bene. Allora, il titolo di questa cosa è Natura e Scienza e si basa su questa storia che capite e che conoscete già, che la conoscenza della natura e il pensiero speculativo non sono nate immediatamente, perché nonostante grandi civiltà abbiano avuto delle conoscenze, virgolette, scientifiche molto profonde, basate sull'esperienza, l'empirismo, oppure su osservazioni molto accurate. Pensate per esempio che le osservazioni della volta celeste sono arrivate molto, ma molto prima dello sviluppo della cosiddetta scienza a cui ci diciamo noi. Ovviamente anche come è nella maturazione individuale, anche la maturazione diciamo nei tempi storici, i fenomeni in cui non si comprende la natura vengono ricondotti al soprannaturale, l'ignoto e quindi praticamente il magico, eccetera, eccetera. Bisogna arrivare ai filosofi presocratici per riconoscere un desiderio non solo di conoscenza, ma di interpretazione della realtà. E poi Aristotele nel nostro mondo occidentale rispetto all'Asia intendo, e Aristotele diceva per un tentativo organico di sistemazione delle conoscenze, e Lucrezio per un'opera intitolata
programmaticamente de rerum natura. Quindi insomma questo è stato secondo me quello che poco noto, credo che pochissimi abbiano letto de rerum natura, e adesso viceversa viene rivalutato molto perché le sue idee erano assolutamente rivoluzionarie rispetto, cioè l'idea degli atomi, insomma l'idea delle caratteristiche, diciamo, minute della natura. Facciamo invece una questione riguardo sulla scienza come indagine sulla natura. E appunto venendo a questo discorso, quali potrebbero essere i caratteri distintivi della scienza moderna in base alla sua storia? Prima di tutto il rifiuto del principio di autorità e del divieto di indagare su alcuni fenomeni. Cioè il rifiuto del principio di autorità è arrivato molto tardi, è arrivata tra il 400 e il 500, insomma questa ribellione contro i vincoli, i legami di natura, come si può dire, autoritaria, insomma. Poi c'è stata l'applicazione del metodo sperimentale, Galilei, e poi ovviamente accanto a questo, proprio comincia con Galilei, la formalizzazione in termini matematici. Questo mi sembra che sia stato proprio il nocciolo da cui è nata la scienza moderna. E questa pagina del Saggiatore del 1623 dice: la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperta innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per uno oscuro labirinto. Quindi mi pare che sia proprio la partenza di come si debba intendere, diciamo, la scienza, cioè la conoscenza scientifica della realtà. Non dimentichiamo che Galilei aveva dell'universo una visione in cui c'era il metafisico anche, cioè non era soltanto un universo di materia. Comunque lui intendeva capire, diciamo, questo grande disegno, o perlomeno capirne delle parti che erano sotto la sua capacità di osservazione col cannocchiale e osservazione in termini di utilizzazione della matematica per capire che cosa stava guardando. Ho messo qui vicino una cosa che è dello stesso periodo, è stato pubblicato in 2 edizioni, nel 1608 e 1626 a Milano, un libro di un frate inquisitore, diciamo, che si chiama Compendium Maleficarum. E qui dice in una di queste pagine: i demoni posseggono un sapere straordinario e per quanto siano grandi le virtù del cielo e dei corpi celesti, essi le conoscono a menadito. Così pure sanno tutto della natura e delle proprietà degli elementi, delle piante e dei minerali. Sono matematici esperti ed ottimi medici e nulla ignorano di scienza ed arte. Quindi chiaramente chi era scienziato era demoniaco, non poteva non essere, e infatti molti sono finiti bruciati, come sapete, no? Ecco, allora qui ritorniamo col discorso della scienza. Scienza è conoscenza riguardanti oggetti, forze, fenomeni, universo, che l'ho detto prima. Scienza e fede non sono incompatibili, nel senso che un buon scienziato può essere anche un credente, ma la scienza, in quanto studia fenomeni che riguardano la materia, non può indagare su questioni metafisiche. Questa è la discriminante. Cioè non si può indagare su fenomeni metafisici perché noi abbiamo detto che la scienza si occupa di cose materiali, misura cose materiali, usa strumenti che servono a capire il funzionamento di leggi fisiche e chimiche. Non c'è altro, cioè non posso arrivare per vie scientifiche a accertare o a escludere una cosa che non cade sotto la possibilità di osservazione e di analisi. Quindi quella va lasciata da parte, col rispetto che noi dobbiamo ai credenti e che noi chiediamo ai credenti di avere verso i non credenti. Ecco, questo di qualsiasi religione essi siano credenti. La conoscenza scientifica è per sua natura relativa, e questo è fondamentale dirlo ai ragazzi.
alle conoscenze già acquisite, agli strumenti logici e alle apparecchiature disponibili. È una relatività derivante dal momento contingente. Perché? È relativa rispetto a quello che sappiamo prima, agli strumenti logici che abbiamo, che può darsi che non siano perfetti, anzi non lo sono, e alle apparecchiature disponibili. Abbiamo sotto gli occhi che cosa è stato l'LHC a Zurigo, no? Fino a che non c'è stato l'LHC a Zurigo, è costato che la baracca di soldi, non è stato possibile arrivare a un'indagine sulla natura della materia inferiore a quella che c'era con gli acceleratori precedenti. Soltanto con quella si è scoperto il bosone di Higgs, vabbè, che prima era stato teoricamente immaginato ma non mai accertato. Quindi è relativa. Adesso quello è stato e quindi adesso si aprono degli altri problemi, ma quello ormai è acquisito. Allora, la cosa importante da far capire ai ragazzi è che la scienza produce via via nuova conoscenza e che dietro lascia come una lumaca, lascia una striscia di conoscenza. È su quella che poi noi facciamo. Io dicevo ai miei studenti che ogni tanto scalpitavano perché lavorare in laboratorio è faticoso e non è che si fanno scoperte tutti i giorni, si lavora tanto tutti i giorni, ma le scoperte piccole arrivano ogni tanto. Allora, cos'è che lasciamo? Come un operaio che lavora alla Fiat a Viti Bulloni, anche noi facciamo le stesse cose, salvo che quello che produciamo, per poco che sia, è un pezzettino che si incastra in un edificio. Allora, ci sono quelli fortunati che hanno la capacità e la fortuna di trovare delle pietre d'angolo, e sono quelli che lasciano un importante peso nella storia della scienza, e gli altri che sono operai, come uno lavora a 45 anni, poi va in pensione, è finito, insomma, no? Ecco, è la stessa cosa. Quindi, l'importante è che la conoscenza scientifica produce nuova conoscenza, quindi un progresso. Muove sempre da un punto di riferimento generale, ma non necessariamente il quadro di riferimento generale è corretto. E infatti ecco qua alcuni errori. La natura come entità, la natura cattiva che si vendica, eccetera. Non esiste la natura, non esiste. Possiamo colloquialmente dire che la natura, ma tutte queste storie che l'uomo violenta la natura, che la natura è una personificazione sbagliata. Perché se noi pensiamo che sia la natura come un organismo, come un qualcosa, non è, perché non so come si fa a misurarlo, qual è questo organismo, come ragiona questo organismo. Quindi questa è una cosa sbagliata. Il finalismo come necessità, cioè io non so, gli organismi umani hanno questa incavatura sulla spalla perché così ci possono mettere il fucile, oppure non so, sono nati per andare in bicicletta. No, è il contrario, noi siamo fatti così perché la spalla si articola in questo modo e poi casualmente qualcuno si è inventato di metterci il fucile e sparare agli uccelli qualche volta e di solito agli umani. Vabbè, quindi non è questo. E poi il discorso, il gene egoista, tutte queste cose che sono tutte fandonie, insomma, sono tutte fandonie. Cioè bisogna far pulizia di quello, perché già è complicata la cosa. Se uno ci aggiunge questo enorme rumore di fondo, non si capisce più niente, cioè non si va avanti. Ecco, linguaggio spesso che genera errori concettuali, genera questo, ho detto la strategia adattativa. Quante volte non l'avete sentita questa cosa? La strategia adattativa. Ma chi è lo stratega? Chi è lo stratega? Gli organismi si adattano perché hanno dei meccanismi di adattamento che sono o fisiologici o genetici. Non c'è nessuno stratega. È semplicemente la variabilità che c'è negli organismi che determina che alcuni si possono adattare a quella. E allora, se sono adattabili o adattati, campano e si riproducono e danno prole. E se no, finiscono. Qui non esiste una strategia adattiva. Perché uno pensa che poi i dinosauri sono morti perché non avevano una strategia adattativa. E no, poveretti, sono morti perché erano fatti male per quell'ambiente. Vabbè. Allora, ecco qua, per un esempio, il dogma centrale della biologia molecolare. Nel 1960, io ero già laureato e lavoravo, questo era quello che raccontavano i testi.
il testo Molecular Biology, biologia molecolare del gene di Watson, diceva: questo è il dogma centrale della biologia molecolare. Il DNA fa RNA che fa proteine. Ecco, dogma centrale. È sbagliato. A parte che i dogmi è meglio lasciarli da qualche altra parte. Ma e si è dimostrato sbagliato perché? Perché già adesso, oggi, sappiamo che è vero che il genoma fa RNA e che l'RNA fa proteine, ma ci sono proteine che interagiscono col DNA e ci sono RNA prodotti da DNA che vanno a regolare i geni. Quindi è una complessità completamente diversa da quella che c'era. Per tornare indietro a questa parte qui, a quella cosa che ho detto prima, io quella volta non ci credevo, questo lo dico non per vantarmi, ma non ci credevo perché mi pareva impossibile che noi fossimo fatti con dei nuclei che erano come dei programmatori della lavatrice, no? Che col tempo facevano tutto, ma tutto, cioè intendo da organizzare la nostra crescita dalla nascita fino all'adolescenza, all'età adulta, la nostra riproduzione e dopo via via l'invecchiamento, la morte, eccetera, eccetera. Vi potete immaginare che questo sia una cosa, quanta complessità doveva esserci per realizzare il famoso programma della lavatrice? Enorme, non era possibile, neanche pensando alla quantità enorme di DNA che c'è nel nucleo. Allora, qui adesso, tra non molto, quello che viene fuori è questo, che in realtà anche il genoma è sotto l'influenza di, come si può dire, di effettori che vengono dall'ambiente, insomma. Cioè, per esempio, gli ormoni è una cosa ovvia, che gli ormoni mettono in moto delle cose anche a livello del DNA. E quindi quello schemino deve essere aggiornato, capendo che c'è una grandissima quantità di interazione tra esterno e interno che noi ancora non abbiamo conosciuto, non abbiamo conosciuto. Allora, i limiti al progresso della scienza non sono soltanto quelli posti dagli strumenti di osservazione e misura, ma anche quelli derivanti da stratificazioni concettuali superate. Per esempio, anche questo, purtroppo alla scuola media, che diciamo che io purtroppo uso questo termine, bisogna usare che l'organismo è una macchina, ma facendo dire che è una macchina molto complessa, di cui si fa una semplificazione per dire che è una macchina, ma non è una macchina estremamente complicata. E poi l'altra cosa che limita il progresso della scienza sono il rumore di fondo generato dall'enorme massa di dati disponibili, non sempre ottenuti da osservazioni e esperimenti appropriati. Cioè, il numero di pubblicazioni scientifiche nel mondo è qualcosa di impensabile. Se uno fa una ricerca bibliografica su un argomento, perché gli interessa fare qualcosa, deve buttare via una quantità enorme di lavori, perché fatti male, perché scritti non si sa se sono imbroglioni, una cosa. Quindi c'è un enorme rumore di fondo, e quindi quando uno comincia a occuparsi di un argomento dovrebbe tenere a mente quello che è il motto della Royal Society: nullius in verba. Non bisogna credere a nessuno su quello che racconta, bisogna andare a vedere se è vero, insomma. Ecco, questa è la cosa importante. Bene, allora questo qui è la prima parte. La seconda parte era invece sulla ricerca scientifica, perché questa è una cosa che mi preme un po' chiarire, perché i ragazzi hanno l'idea che, appunto, si diceva prima, che la ricerca scientifica sia una cosa... e molti insegnanti anche hanno, come si può dire, hanno la facilità di veicolare, forse per interessare gli studenti, che la ricerca scientifica, insomma, porterà delle cose importanti, eccetera, eccetera. Allora, questo è quello che è la ricerca scientifica oggi. Lasciamo perdere la ricerca scientifica del passato. Allora io vi presento alcune riflessioni personali, che però sono fondate su dati di fatto, insomma. L'organizzazione attuale della ricerca scientifica è un'organizzazione industriale, cioè non è più assolutamente quello che i ragazzini vedono nei giornaletti Topolino,
Archimede pitagorico che si sveglia la mattina che c'ha l'idea e produce. Ecco. Non è più possibile questa cosa. Perché? Perché sebbene fino alla fine dell'Ottocento ci sia stata questa possibilità di alcuni scienziati che hanno inventato delle cose importanti individualmente, la ricerca ha avuto nel periodo tra le due guerre mondiali una trasformazione molto profonda. Che cosa è successo? Che per fare in fretta dei prodotti di ricerca scientifica, immaginate per esempio la bomba atomica, tanto per parlare di una cosa semplice, c'era bisogno di fare una cosa mostruosa, cioè di organizzare una quantità enorme di persone che lavorassero insieme con un obiettivo chiarito e preciso. Quindi bisognava identificare gli obiettivi del progetto, articolarlo in sottoprogetti, pianificare la dotazione economica di questo, trovare finanziamento, selezionare i partner scientifici e i partner industriali, cioè le aziende che facevano le cose strumentali, le apparecchiature, eccetera, e poi l'attività di coordinamento. Qui lascio perdere poi la trasmissione diciamo dei ritrovati scientifici, eccetera, eccetera. E le istituzioni, questa cosa si poteva fare soltanto in istituzioni dedicate, strutturate gerarchicamente, diciamo in maniera paramilitare, cioè sembra militare, cioè con dei capi, dei sottocapi, eccetera, eccetera, perché ricordiamoci che è nato questo in ambiente militare, questa ricerca industriale, dotati di personale tecnico e di infrastrutture, e in cui la quasi totalità dei ricercatori era salariata, cioè dipendenti. Ecco. Secondo dopoguerra, questi grandi processi strategici hanno riguardato l'energia atomica, le telecomunicazioni, l'aviazione, il controllo dello spazio extraterrestre. Questi potete immaginare, sono tutte cose che sapete perché c'è stata la corsa agli armamenti da una parte, la corsa alla presenza sullo spazio e poi alla presenza effettiva, diciamo, in stazioni extraorbitali, eccetera, eccetera, stazioni orbitali. In biologia non dimentichiamoci che c'è stato, che è frutto di questo tipo di cose, il progetto per il controllo chimico della fertilità femminile, cioè la famosa pillola anticoncezionale è stata inventata, è stato fatto il progetto per ridurre la fertilità del pianeta, perché allora questo era considerato un progetto strategico, poi è fallito, nel senso che poi si è ridotta la fertilità soltanto nei paesi industrializzati e tutti gli altri invece hanno continuato a riprodursi, perché diciamo, l'ingenuo aveva pensato che nelle capanne dell'Africa ci fosse il bicchiere d'acqua col blister per prendere la pillola, capito? Dove non hanno neanche l'acqua da bere. Vabbè, lasciamo perdere perché queste sono cose terribili. Ecco, ogni progetto strategico ha ricadute economiche dirette, indotte e indirette. Allora, appena un prodotto di ricerca bellica diventa obsoleto, viene riconvertito e commercializzato per usi civili. Molti dei nostri aerei passeggeri, quelli degli anni 60, in particolare negli anni 70, erano bombardieri tramutati in aerei civili. Per esempio, le centrali nucleari, le prime centrali nucleari erano centrali nucleari dei sottomarini atomici americani convertiti per uso civile. Le telecomunicazioni, sappiamo, internet stesso era un mezzo prodotto per la connessione tra laboratori militari che poi è diventato invece uno standard civile, perché ne hanno inventato chiaramente qualcosa di meglio. Ecco, una cosa da ricordare è che la ricerca scientifica ha costi enormi, enormi. Cioè, io prima avevo citato il discorso dell'LHC, ma non è un costo spaventoso rispetto ad altri costi. E nei paesi fortemente industrializzati, come sono l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il finanziamento della ricerca scientifica non può non avere caratteristiche strategiche. Perché i soldi sono tanti e quindi uno dove li investe? Dove gli conviene. Ecco. E allora capite per quale ragione certe cose che ci farebbero tanto comodo non ci sono. Ecco, ora
grandissima parte, non dico tutta, ma una buona percentuale della ricerca scientifica oggi finanziata è inclusa in progetti strategici di interesse militare. Non è che sia di specifico interesse militare, ma è di interesse. Io fino agli anni 80 io lavoravo su Drosofila. Sapete che gli insetti hanno quegli occhi tutti. Allora una volta cercando su una cosa e ho trovato che c'era uno studio sugli occhi delle mosche finanziato dall'esercito degli Stati Uniti. Ma io chissà cosa si pensa a questi. E dopodiché è venuto fuori che i caschi che usano adesso gli aviatori sono caschi con dei sensori lungo tutto quanto e cose che vedono per 180 gradi, forse anche di più. Ecco, giusto per dire che ci sono delle cose che non si pensa neanche all'inizio. Finanziamenti governativi questa sigla R&D vuol dire Research and Development, cioè ricerca e sviluppo. Questo l'ho trovata anche in italiano, ricerca e sviluppo. Si chiama RS invece che R&D. Finanziamenti governativi vengono destinati a ricerca e sviluppo e utilizzati sia per aumentare il potenziale di ricerca di base che per progetti specifici in diversi settori, per esempio l'agricoltura, l'astronomia, tutte queste cose. Quindi ci sono finanziamenti governativi che invece che andare su questi indirizzi strategici vanno in ricerca e sviluppo. Ricerca industriale riguarda sia la produzione e innovazione di prodotto che di processo, perché le innovazioni sono o di prodotto, una cosa nuova, oppure processo, la cosa vecchia fatta in maniera più efficiente, più migliore dal punto di vista dei costi, eccetera, eccetera. Ogni governo tende a favorire lo sviluppo di industrie nazionali, nonostante siamo in Europa da tempo, ma ogni governo ovviamente batte su quello che sono le sue carte da giocare e quindi c'è una competizione sui mercati che non è made in Europe, è made in Italy, made in France, made in Germany, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. La ricerca sanitaria, ecco, questa è una cosa importante perché la ricerca sanitaria è una cosa che fa piacere a tutti, cioè che venga fatta bene e che dia dei risultati importanti. Riguarda sia la produzione e innovazione di prodotto che di processo, che tende a migliorare la prestazione sanitaria e ottimizzare il rapporto costi-benefici. Questo storico del rapporto costi-benefici è una cosa un po', come si può dire, un po' crudele, perché già anni fa c'era questa cosa che certe prestazioni non si possono dare, eccetera, eccetera. Adesso sta diventando in tutti i paesi europei, purtroppo, qualcosa che stanno copiando dagli Stati Uniti. Cioè il fatto che non tutta la prestazione sanitaria sia diritto. Allora, mentre si insiste molto sul fatto che il fumo fa male, e sono d'accordo assolutamente, che fa male questo, fa male quello, fa male quell'altro, in realtà si tolgono dall'altra parte certi servizi che sono invece importanti, no? Sia nella diagnostica che poi nella terapia, nel trattamento, non dico terapia. Comunque questo ogni tanto è stata fuori, che è stata trovata tanta medicina, in realtà prima anche proprio ieri una grossissima casa statunitense che aveva trovato un farmaco contro l'ictus ha dovuto smentire che non era efficace, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti. Qual è il ruolo di queste fondazioni e istituzioni non profit? Perché in realtà nel mondo occidentale si fa sempre dire occidentale rispetto all'Asia, cioè in Europa diciamo, e anche negli Stati Uniti, ci sono fondazioni non profit, cioè che non fanno profitto, e charities le chiamano in Gran Bretagna. Questi, immaginate per esempio la Fondazione Ricerca sul Cancro in Italia, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, immaginate Teleton, queste cose qui, svolgono un ruolo importantissimo perché coprono un settore di ricerca in cui gli altri non si dedicano. Perché non si dedicano? Perché per esempio per malati che sono in un numero relativamente piccolo non vale l'investimento. Sentite quanta crudeltà c'è in questo, vero? Ecco, non vale investire in questo, quindi questi sono abbandonati, orfani, e quindi questi hanno una realtà importante. Finanziano quindi, per esempio, gran parte della ricerca sul cancro è quella che in realtà ha fatto sì che nel nostro paese ci sia mediamente una situazione migliore di quella di altri paesi, anche se molto a macchie
nella nostra penisola. E comunque hanno un ruolo, per esempio, nella promozione di ricerca in base a settori che non sono ancora maturi, perché facendo sperimentazione in settori marginali si possono trovare delle grosse, importanti sorprese. Chi stabilisce il settore di sviluppo? La ricerca applicata crea come sottoprodotto nuove conoscenze, apre nuove strade e anche, teoricamente, anche nuovi posti di lavoro. Su quelle strategicamente promettenti vengono indirizzati i finanziamenti. Quando si vede in un paese normale, il nostro non è un paese normale in questi sensi, che c'è un settore che va bene, gli danno i soldi perché corra più velocemente. Il nostro paese per decenni e decenni è stato dato finanziamento a pioggia su tutto per non scontentare nessuno. Ecco, e questa è stata la morte della ricerca scientifica. E ancora adesso noi spendiamo pochissimo per la ricerca scientifica, pochissimo per l'istruzione, sapete meglio di me. Nei paesi in cui fanno queste cose è interessante perché se io, per esempio, mettiamo in biologia, lavoro, mettiamo su, che ne so, il cancro del pancreas, faccio per dire, ecco, e qualcuno trova che c'è qualcosa che si potrebbe fare, una ricerca interessante, è meglio dare tutti i finanziamenti a quello, lasciare perdere gli altri, perché quello ci può dare dei risultati. Ecco. Non solo, ma rendendo disponibili molti soldi in un settore, studiosi che vengono da altre parti possono aggregarsi e con la loro esperienza precedente in altri settori fanno quello che si chiama cross fertilization, una specie di fecondazione incrociata, e quindi sviluppano cose nuove molto rapidamente. E questa è una cosa molto interessante. Poi c'è questa cosa che da noi non si usa, ma non viene nessuno a studiare in Italia, ma nei paesi industrializzati molti italiani vanno all'estero. Perché? Perché si lavora meglio fuori. Cioè, anch'io sono stato all'estero un anno. Manodopera preziosa, sottopagata, per lo più destinata a ruoli subalterni. È raro che poi uno che va all'estero riesca a imporsi. Sì, pochi ci sono, ma comunque... E questo dipende poi dal laboratorio dove va a finire, che cosa fa, eccetera. Destinazioni di finanziamenti statali sono strutture di ricerca governative, strutture di ricerca private e miste, contratti di ricerca su specifici programmi, mantenimento e sviluppo di infrastrutture, perché per esempio mantenere infrastrutture è importantissimo. Infrastrutture si intende l'LHC, per dire un radiotelescopio, cioè queste cose hanno bisogno di avere una manutenzione continua e molto importante. Ci sono dei settori in cui l'Italia è veramente all'avanguardia, per esempio nel settore spaziale, astronomia e astrofisica, l'Italia si difende bene, e anche nella fisica. Questo perché? Perché i soldi sono dati all'NFN, sono dati all'ESA, sono dati a programmi strutturati nel modo, come abbiamo detto, cioè di tipo industriale. Prodotti di finanziamento cosa sono? Cioè, si danno soldi, cosa viene fuori? Moltissimi nuovi dati di importanza marginale, rumore di fondo, pochissimi dati fortemente innovativi sui quali varrebbe la pena investire purché uno sappia, che capisca, e questo è importante, che chi guida i progetti di ricerca siano persone che sveglie, molti brevetti. L'Italia in questi ultimi anni ha aumentato molto i suoi brevetti, anche se non c'è da illudersi, perché uno può brevettare e un altro può rubargli il brevetto e impiantargli una causa a livello internazionale e si perde sicuramente. Se volete poi vi racconto una storia. Nuove aggregazioni di scienziati con il mescolamento delle masse critiche, che ho appena detto, e quindi uno si dice, ma allora esiste la libertà di ricerca? Perché una delle cose che si insegnano a scuola, non voi magari, ma io me l'ho insegnata a scuola, è che c'è la libertà di ricerca, eccetera, eccetera. Ogni ricercatore, anche se dipendente dall'ente pubblico, oggi può esercitare le sue capacità di indagine solo in settori definiti da finanziamenti disponibili. Se no sta in biblioteca e legge. E dopodiché lo mandano via, perché lo mandano, adesso c'è questa cosa che se non produce lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sono stato, ma i miei colleghi che collaborano sono in libertà condizionata. No, è una libertà condizionata alla disponibilità. E quindi la struttura attuale della ricerca scientifica rende praticamente impossibile al ricercatore sfuggire ai limiti impostigli, nonostante sia consapevole del suo strumento e di produrre conoscenze che potrà essere utilizzata anche per scopi diversi dei quali per questi che lavorano. C'è soltanto da sperare che quel granello di quel mattoncino che uno porta poi sia utilizzato a fin di bene. Conclusione:
Scienza per l'uomo o scienza contro l'uomo? Dipende dai governi.